finisco qua e apro subito le discussioni. Se vuoi dire qualcosa, se tu vuoi dire anche qualche cosa, anzi, vieni. Non mi piace parlare con il microfono. Allora, premetto che fino a qualche giorno fa ero piuttosto entusiasta rispetto a questo progetto che volevamo mettere in piedi. Ieri purtroppo è successo qualcosa che vorrei che oggi venisse chiarito pubblicamente. Allora, l'idea è quella della costruzione di un cantiere della sinistra alternativa e antagonista. Questo è uno dei motivi per cui mi sono ritrovato con i compagni di sempre, anche se io non sono di Rifondazione Comunista ormai da alcuni anni, non ho nessuna tessera di partito in tasca, sono vicino ai movimenti, ad altri tipi di movimenti, comunque diciamo riconducibili alla sinistra antagonista e alla sinistra alternativa. Credo che a livello locale si possa ricostruire un soggetto politico che abbia come obiettivo primario quello di rompere definitivamente con le politiche del centro-sinistra liberista perpetrate dal PD soprattutto. E senza adesso dilungarmi in cosa ha fatto il PD locale, ma basti vedere anche il PD nazionale. Il PD si è trasformato in quello che è il partito che ha fatto le riforme più di destra nella storia italiana, perché l'attacco allo statuto dei lavoratori, le riforme sul lavoro per l'appunto e tutte le varie politiche che sta attuando sono politiche ben più a destra di quelle che Berlusconi è riuscito a fare paradossalmente. Quindi c'è la necessità di colmare un vuoto a sinistra, ma questo vuoto va colmato, a mio parere, non con la riproposizione di modelli fallimentari come quelli proposti alcuni anni or sono dalla sinistra arcobaleno, dalla rivoluzione civile, eccetera, a cui io non ho mai aderito a nessuno di questi tipi di raggruppamenti. E quindi ritengo anche limitativo fare queste specie di calderoni all'interno dei quali i vari partiti entrano dentro, ma ognuno con la propria struttura gerarchica, con le proprie linee, eccetera. Ma ritengo invece la necessità di una ricostruzione della sinistra antagonista ed alternativa che parta dal basso, dai collettivi, dai movimenti, da quello che resta del sindacato conflittuale, che può essere la FIOM, che sono i sindacati di base, qualcosa che rimane all'interno della CGIL, tipo la rete 28 aprile, Cremaschi, eccetera, eccetera, per costruire un vero soggetto che non abbia riferimento solamente, perché adesso si tende un po' a saltare sul carro di Vittorio, lo fanno anche elementi del PD sul modello Syriza, ma un modello nostro, perché è inutile ricalcare altri modelli, un modello nostro italiano con le proprie caratteristiche, eccetera. Purtroppo io qualche giorno fa, anzi più precisamente no, proprio ieri, ho visto una pubblicizzazione di questo evento che ho ritenuto erronea, perché la pubblicizzazione di questo evento è apparsa come evento promosso solo ed esclusivamente da Rifondazione Comunista. Non faccio una colpa assolutamente al blogger, anzi lo ringrazio pubblicamente per avermi messo al corrente di questa cosa, perché ha ricevuto un comunicato stampa che diceva esattamente questo, in cui c'erano il simbolo del partito, iniziava appunto con Rifondazione Comunista promuove, eccetera, 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 e terminava sempre con questo riferimento. Quindi io, non essendo di Rifondazione Comunista, ma avendo partecipato insieme ai compagni, a un nucleo ristretto di compagni, a questo tipo di progetto, ed essendo anche l'amministratore insieme a Andrea di quella pagina appunto che diceva portiamo a Portogallo il sole della sinistra, eccetera, mi sono sentito di chiarire con loro che io prendo subito le distanze in questo caso, perché non voglio assolutamente un cappello partitico sulla testa, assolutamente. Ho già fatto questo tipo di esperienza, ora me ne sto fuori. Mi hanno detto che c'è stato un malinteso, eccetera, eccetera, e questo vorrò che venga chiarito dal segretario di circolo, dall'autore comunque di questo, da Andrea, di questo fatto. Perché se si vuole mettere i capelli sopra a questo tipo di movimento che vogliamo creare per creare una lista civica dal basso, io mi tolgo fuori
seduta stante, lo dico davanti a voi, non ci sarò. Se invece si vuole fare una cosa in cui ogni soggetto ha pari dignità, ci sto dentro, e quindi anche inclusivo di chi tessere non ne ha, di chi milita in altri movimenti, associazioni eccetera, ma comunque riconducibili alla sinistra antagonista di base e contraria alle politiche del PD in primis. C'è tantissimo da lavorare sui vari temi, tema lavoro in primis, perché la sinistra non può esimersi dal parlare del tema lavoro. Abbiamo una situazione drammatica, ci sono persone qui dentro anche che non hanno un lavoro, dei compagni che conoscono benissimo che non riescono a trovare un lavoro, perché dopo i 30 anni si diventa merce avariata per il mercato del lavoro. Con le riforme attuali si è precarizzato ancora di più. Il portoghese ha un dramma di disoccupazione che io non riesco a capire come l'amministrazione comunale di Portogruaro, l'amministrazione comunale che si definisce centro-sinistra, non lo prende in considerazione con il dovuto rispetto. Poi ci sono altri temi a cui ci deve essere una determinata sensibilità di sinistra, che sono il tema dell'ambiente e il tema dei diritti. Su questi temi spero che ci sia una discussione, valuterò poi dopo da cosa emerge, se dare il mio contributo come persona o se anche fare altro.